Nel 1758 l'architetto militare Vallin, di origini piemontesi, progettò una torre qua nella parte più meridionale dell'isola di Sant'Antioco che aveva il compito di vigilare la costa e tutto il golfo di Palmas dalle incursioni dei pirati barbareschi. La località si chiama ancora Nuraghe e Moro, quindi questo già ci fa capire che la torre sorge su un precedente edificio di età nuragica. Probabilmente le pietre utilizzate, queste rocce di origine vulcanica, sono proprio le pietre del nuraghe. La torre si trova nella piana di Canai, l'unica pianura di tutta l'isola di Sant'Antioco, dove fino a metà dell'Ottocento avremmo potuto vedere ancora mandrie di cavallini selvatici, descritti come poco più alti di una pecora dai contemporanei. Probabilmente il cavallino si estinse a causa di una caccia indiscriminata fatta nei suoi confronti. La torre di Canai, cosiddetta appunto dalla zona nella quale ci troviamo, era una torre de armas, quindi aveva al suo interno un capitano, un artigliere e 4 soldati. La torre poi venne per alcuni anni abbandonata, probabilmente nel 1815 durante l'assalto fatto dai pirati barbareschi sul forte di Subiso all'interno del borgo di Sant'Antioco. La torre, ahimè, era sguarnita, così che non poté avvertire per tempo la popolazione. Alle mie spalle invece vediamo parte dell'arcipelago del Sulcis, quindi l'isola della Vacca, del Toro più in fondo, l'isola del Vitello, e dovete sapere appunto che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento la Marina Militare Italiana durante delle esercitazioni bombardò un isolotto che oggi non esiste più, l'isola del Pastore, era un faraglione, venne appunto raso al suolo. Ancora oggi l'isola del Vitello presenta appunto dei grossi fori di proiettili dati proprio da queste esercitazioni. Attorno a noi si estende ancora la macchia mediterranea tipica di quest'area, quindi il cisto, il lentisco e soprattutto la palma nana, un endemismo presente nell'isola di Sant'Antioco. Dal punto nel quale mi trovo si apriva il boccaporto, ovvero l'ingresso principale. La scala è stata realizzata successivamente a metà del XIX secolo. La torre era suddivisa in 3 parti. Al pianterreno vi era una cisterna, in origine accessibile solamente dall'interno. Nella parte centrale la camera, la stanza dove stava appunto il capitano, e nella parte superiore invece la guarnigione con una sorta appunto di mezzaluna all'interno della quale era presente il Santa Barbara, ovvero appunto il deposito delle munizioni. Sappiamo anche che ci furono diversi tentativi appunto di sbarco da parte anche delle truppe francesi nel 1794 sotto il comando dell'ammiraglio Trouguet durante un tentativo di conquista da parte dei francesi, e la torre appunto fece in qualche modo da difesa per questa parte.